Allora, ritorniamo un po' così alle analisi del territorio che sono estremamente anche interessanti, perché voi come Camera di Commercio in ogni caso avete un quadro di tante economie, tante situazioni economiche e coloro che ci ascoltano, molti sono portatori di questi interessi diffusi sul territorio. Che prospettive potete vedere alla luce dei dati che avete elaborato? Ma le prospettive vanno calmierate, diciamo così, utilizziamo questo termine, con un'indagine che noi facciamo sulle aspettative degli imprenditori, che la abbiniamo a questa indagine qua. E le aspettative degli imprenditori non sono state particolarmente positive in questi primi mesi del 2015. Perché ci sono due grandi fattori nell'indagine che è stata fatta sugli imprenditori. Il primo è una questione anche di origine politica, cioè abbiamo una scadenza elettorale molto importante come quella delle regionali. Regionali, sì. A Venezia abbiamo anche la scadenza delle comunali, quindi ci sono degli aspetti anche di sistematicità non ben chiari. E la seconda questione è un po' quello che si diceva prima. Noi abbiamo notato che negli ultimi anni, anche giustamente, quando facciamo queste indagini qui, gli imprenditori sono molto prudenti, molto prudenti. Scaramantici quasi. Quasi scaramantici vorrei dire. Quindi preferiscono rimanere un po' indietro rispetto a quello che poi in realtà è. Anche perché la realtà di fondo è questa, non è che sia una realtà complicata. Come dicevo prima, anche le tensioni che ci sono a livello internazionale per chi esporta si sentono tutte, una cosa normalissima. Noi abbiamo avuto imprese che esportavano con la Russia che dalla sera alla mattina si sono trovate senza mercato. Caspita. Ma ecco, questo provvedimento che è stato preso ha tenuto conto di questa realtà, soprattutto del nord-est, Ma secondo lei? onestamente Perché, no, secondo me, nel senso infatti, che è stato perché un accanto del lato dei provvedimento che è stato danni. fatto oves et boves, Eh, non ha assolutamente tenuto conto di questa cosa, tanto che ci siamo imbattute su alcune questioni che sono veramente pazzesche, tipo un imprenditore che mi raccontava che lui era uno dei principali importatori dalla Turchia di prodotti che poi andavano in Russia. Con l'embargo lui è diventato fornitore di un bosniaco che esporta a sua volta in Russia, ma quando il bosniaco ha capito che comprando dal turco evitava un passaggio con aiuto. l'italiano, ha evitato il passaggio con l'italiano, no? Quindi è chiaro che si aprono nuove prospettive, un po' come quando si dice in un certo aeroporto ci sono dei lavori di manutenzione, lo teniamo chiuso per un anno, poi riportare i voli lì non è che Assolutamente. chiudi e riapri, devi rimetterti in corsa, quindi queste operazioni qui, io non entro nel merito di quello che sta accadendo nella situazione tra l'Ucraina e la Russia, nel senso che è No, un no, per carità, problema l'abbiamo anche realizzato più completamente volte. diverso, però decisamente sono provvedimenti che poi hanno una ricaduta sulle imprese in maniera molto forte. E, senza andare molto lontani, anche alcuni settori di moda come la calzatura del Brenta, nonostante dati positivi, hanno avuto dati un po' meno positivi perché il mercato russo è diventato di difficile accessibilità. Allora io arrivo a capire magari degli embarghi posti su materiale bellico, ma pensare che delle scarpe di moda possano diventare del materiale bellico la vedo un po' complicata, quindi sarebbe importante anche quando si fanno queste operazioni contestualizzare bene che cosa si va Per ad non tirarsi la esportare, zappa sui piedi, per non tirarsi la zappa sui sostanzialmente. piedi e quant'altro. Quindi l'operazione sicuramente ha portato un influsso negativo da noi. Fortunatamente ha ripreso piede, sempre per chi esporta, degli ottimi trend con i mercati nord europei, quindi Germania, Svezia, Anche Finlandia Francia, se non e sbaglio, Stati che Uniti, hanno ripreso. che hanno Quindi, ripreso. quindi la manovra di Draghi è stata valutata positivamente. Ma la manovra di Draghi tutto sommato sta dando respiro in questo momento alle nostre aziende. Bisogna vedere quanto potrà essere sostenibile nel lungo tempo questa manovra che Se la banca sortisce ci... gli effetti sperati. Esattamente, se sortisce gli effetti sperati. D'altra parte, per quello che io posso capire, poi anche qui sono sempre meccanismi molto complicati, ma non credo ci fossero grosse alternative in questo momento a fare questo tentativo qui. Io continuo a dirlo, ieri
sommessamente addirittura la Gran Bretagna, era un po' su alcuni giornali prima fuori onda si diceva ci sono alcune notizie che non circolano dappertutto, però la Gran Bretagna ha fatto uno studio di quanto costerebbe la loro uscita dall'Unione Europea, non dall'euro, dall'Unione Europea. Sì. Ed è uscita una cifra spaventosa, è uscita una cifra di 30 miliardi di sterline, una cifra veramente enorme. Quindi quando si parla di uscita dall'euro bisogna anche capire cosa questo implica, per cui il tentativo di salvare la moneta unica, di renderla più appetibile ancora di più per i paesi che vi hanno aderito, partendo dal presupposto che sono un convinto sostenitore che fino a quando in una qualche maniera non ci sarà una reale anche cabina di regia politica, perché poi la moneta Certo. unica senza una cabina di regia politica porta da poche parti, ma non fatta da alcuni paesi perché sono più forti di altri, ma fatta assieme, allora si riesce a valutare la specificità di quello che avviene. In questo momento credo che l'Unione Europea ci sia ancora molto lontana e quindi la manovra del governatore Draghi reputo sia una delle poche che si potessero fare, molto rischiosa in ogni caso. Molto rischiosa, vero? Cioè, Beh, ha dei margini di potrebbe essere un incertezza, azzardo. ha dei margini di incertezza ovviamente questa cosa qui. D'altra parte in economia non c'è niente di non rischioso, quindi da una parte o dall'altra Bisognava in qualche modo bisognava in qualche provare modo questa mettersi via. in moto, esatto. Secondo sempre le vostre analisi, la tenuta del sistema veneto è dovuta all'export principalmente o qualcosina interno si muove? E noi abbiamo tre grandi leve che tengono, abbiamo, anzi quattro vorrei dire. L'export e il turismo ne abbiamo già parlato e quindi il turismo è anche un incoming qui, nel senso che il turismo non si esporta, Certo. Venezia non si esporta, hanno provato a ricostruirla, i risultati. Abbiamo, se poi, un breve inciso sul turismo, diventassimo più bravi anche a valorizzare tutto l'aspetto enogastronomico in maniera più consistente, altra cosa che non si esporta, probabilmente faremo dei passi in più. Un altro consolidamento sull'interno è legato al terzo settore, allo sviluppo del terzo settore, che continuiamo a dire no profit, in realtà è un settore di Più profittante. e quindi tutto il tema cooperative, assistenza anziani, assistenza bambini c'è. Sul mercato interno quello che si sta muovendo un pochino è una leva minuta soprattutto sulla parte degli alimentari, la parte dei consumi alimentari, perché ci sono alcune questioni soprattutto di prodotti di nicchia. Per esempio il biologico l'anno scorso ha avuto dei risultati molto buoni in tutta Italia. Quindi un'alta gamma Un'alta sostanzialmente. gamma, esattamente. Manca ancora il consolidamento del commercio pieno. D'altra parte l'esperimento dell'uomo della strada, che poi capita anche a me, è quello che moltissime volte quando si entra in un centro commerciale sono più quelli che camminano che quelli che acquistano. Ed è un segnale questo qui, nel senso che c'è una ponderazione all'acquisto che è importantissima. Sul mercato interno però la vera leva di sblocco dovrebbe diventare, ed è da lì che muove tutto, il mercato dell'edilizia, che non vuol dire solo o soltanto nuove costruzioni, ma vuol dire anche riqualificazione di tutto quanto il patrimonio edilizio che noi abbiamo. Su questo qui io mi auguro che al di là di piani casa o non piani casa arrivino nel futuro da parte della Regione ma anche del Governo delle politiche di agevolazione fiscale, non di contributi, ma di agevolazioni fiscali per chi ristruttura o quant'altro, anche perché noi dobbiamo ricordarci che abbiamo buona parte del patrimonio edilizio in classe G. Mamma mia, E assolutamente. questo ci crea anche dei grossi problemi di consumi energetici che prima o dopo andranno affrontati. Assolutamente, però l'aspetto dell'immobile invece è un aspetto un po' dolente per diversi punti di vista, anche perché non è più considerato un investimento interessante, perché viene a costare tanto anche come tassazione, no? E la tassazione apre i versanti delle tassazioni in generale, anche per le attività produttive. È quello che le accennavo prima, cioè quando intendevo dei meccanismi fiscali, è quello lì che o si trovano dei sistemi dove tutti gli investimenti, soprattutto sulla prima casa o sull'immobile dove si svolgono le proprie attività, non dico vengano completamente detassati, ma hanno dei meccanismi di vantaggio, dei meccanismi di recupero da un punto di vista di investimento o quant'altro,
altrimenti diventerà difficile e questo qui poi genera anche un problema che sappiamo esserci, nel senso che una parte di evasione avviene proprio su questi meccanismi qui, perché già è molto elevato Infatti, l'acquisto, la ristrutturazione o quant'altro. Se non ho meccanismi agevolativi, purtroppo poi qualcuno, sbagliando, nel senso che non la si giustifica assolutamente, ma nella classica scelta più o meno 22% fa la scelta meno, perché 22% è tantissimo, ma se a più 22% mi corrispondesse che posso togliermi dal reddito in maniera stabile, sì, non sì. soltanto spot, tutti questi investimenti che faccio, molto probabilmente andremo meglio un po' tutti. Questo qua vuol dire però avere un disegno sulla riqualificazione che, ripeto, non è soltanto il piano casa, che può essere stata anche una buona cosa, soprattutto in determinate aree, ma va a dire quale ragionamento vogliamo fare su tutto quanto il patrimonio edilizio e sull'uso del suolo. Assolutamente. Adesso vorrei un po', non tanto cambiare argomento, però è affine. In tutto questo c'è il ruolo che voi avete come Camere di Commercio. Da un lato la novità, che poi non è più una novità, però magari può essere anche annunciata come tale, di unificazione delle Camere di Commercio che avete effettuato, quindi raccontiamolo anche ai nostri telespettatori che non ne sono magari a conoscenza. Dall'altro come si allocano adesso le Camere di Commercio? Che fine faranno? Ma su che fine faranno la domanda è ancora in sub judice, diciamo così. Quello che sappiamo è che da quest'anno ne stiamo facendo i conti con molte meno risorse. Quindi avete avuto dei tagli Abbiamo avuto un importanti. taglio del 35% sul tributo che noi incassiamo, che soltanto per la Camera di Commercio di Venezia vogliono dire circa 4 milioni di euro, più o meno. E per l'impresa mediamente vogliono dire 35 euro all'anno, mediamente, stiamo parlando sempre di dati medi, poi è chiaro Che che servivano a cosa? Perché questo ci è stato chiesto più volte, non eravamo in grado di dare noi, non avevamo l'ospite, certo, diciamo, che potesse dare delle ma risposte. che servivano a molte cose in realtà. Adesso proprio nelle scorse settimane noi come Camera di Commercio di Venezia abbiamo erogato circa 1 milione di euro a favore di consorzi di garanzia FIDI, cioè quei consorzi che garantiscono il credito per conto delle imprese. L'anno scorso abbiamo erogato 600.000 euro di bandi di finanziamento alle imprese per chi ha presentato domanda su investimenti o su attività anche in vista di Expo. Servivano anche per la promozione di alcune iniziative. Prendo una per tutte, noi diamo un contributo alla Fenice e teniamo conto che la Fenice non è soltanto un teatro, ma è un indotto. Circa un punto del PIL della provincia di Venezia è dato dalla Caspita. Fenice, perché non ci sono soltanto i musicisti, ma ci sono gli operai, le maestranze che risistemano, gli alberghi, i ristoranti che lavorano, chi viene alla Fenice per la prima volta a Venezia nella sua vita e poi va 2 o 3 giorni a Jesolo, quindi è un patrimonio che abbiamo. La Venice Marathon, diamo un contributo. Ci sono moltissime iniziative, abbiamo dato dei contributi sull'internazionalizzazione per le imprese che vogliono andare all'estero, c'è tutto il tema della tenuta del registro imprese, tutto il tema della semplificazione amministrativa, dell'accesso alle informazioni, dove quello che le imprese pagano per l'ottenimento di una visura o di un certificato non è il costo vero, perché una parte è compensato dal diritto annuale, cioè i 4 euro che uno spende per una visura, che Certo. attenzione, è una cosa che mi piace dire, da qualche mese la si può ottenere anche in lingua inglese. Siamo il primo paese al mondo, tranne quelli anglofoni ovviamente, che oltre ai certificati del registro imprese in lingua originale ha una traduzione automatica con 4 euro, che è un costo enorme. Uno prima per farsi tradurre un certificato arrivava a spendere anche 200 o 300 euro di Mamma mia, traduttore. Adesso con un sistema meccanico vengono tradotti e uno può avere il suo certificato in inglese. Quindi per noi questo taglio è stato molto consistente, continuiamo a ritenerlo ingiusto, nel senso che Quindi non vi siete dati una spiegazione, cioè non c'è stata a questo punto un chiarimento nel frattempo? il chiarimento non c'è stato, nel senso che non può esserci questo chiarimento, ma non per una cattiveria né da parte di chi l'ha deciso né da parte nostra, nel senso che
Noi per primi siamo certi che il sistema vada riformato, che il numero delle camere di commercio vada diminuito, credo poi anche di averne titolo di parlare, visto che siamo stati i primi assieme agli amici di Rovigo a mettere in pista un'operazione di questo tipo, che il sistema debba avere dei costi ridotti, ma che non si debba perdere il sistema di garanzia per le imprese. Poi certo che fa magari scalpore la notizia del fatto che le camere di commercio hanno molte infrastrutture, detengono partecipazioni in molte infrastrutture, ma su questo aspetto qui molto probabilmente si potrebbe risolvere banalmente introducendo una norma, come potrebbe avvenire a breve, dove si dice che le camere di commercio che operano nelle infrastrutture, fatta la fase di start-up, sono obbligate a dismettere e a reinvestire da un'altra parte e non devono lucrare o mantenere le famose poltrone, diciamo così. Ma su questo la maggior parte del sistema ne è conscio che va fatto. Però io credo che sia un sistema di prossimità, lei prima usava un termine federalista, che sia un sistema di prossimità delle imprese che non va perso, perché oggi come oggi soggetti che pensano ad uno sviluppo di questo tipo non ce ne sono. Possiamo fare molto di più, certamente, possiamo semplificare anche noi le nostre procedure, sì, possiamo riversare più soldi al sistema economico razionalizzando, sì, ma a regime col 50% di meno del diritto annuale il problema si porrà su questo aspetto qui e quindi molto probabilmente corriamo il rischio di venire meno alle nostre funzioni non perché non vogliamo farle ma perché non potremo più farle. Infatti no, io adesso, siccome c'ho ancora un paio di minuti, facciamo questa domanda qua. L'unificazione che c'è stata, la razionalizzazione è importante perché Venezia, Rovigo, non poteva essere comprensiva anche di Padova, per esempio, per dare un po' una spiegazione a coloro che hanno detto ma come mai e perché? Vabbè. Come mai e perché? Allora, non è che l'unificazione di Venezia e Rovigo chiude le operazioni di razionalizzazione che si possono fare nel sistema. Da qualche parte bisognava partire, come sono partiti recentemente anche Treviso e Belluno. Io credo che con Padova, ne stiamo già parlando da più tempo, ci possa essere intanto una politica di lavoro di rete, di mettere assieme molte attività che facciamo. Alcune le stiamo già facendo da tempo, per esempio alcune attività proprio sull'area della Riviera del Brenta, che è frammista fra Padova e Venezia per i calzaturieri, le facciamo già assieme. Ce ne potranno essere molte di più sull'internazionalizzazione, sull'arbitrato e quant'altro. E su questo qui, con gli amici della Camera di Commercio di Padova, ne stiamo discutendo da tempo. Non è vietato pensare che nell'arco di un qualche anno non si possa pensare proprio anche ad un'unificazione di questi soggetti. Però il percorso è un po' più lungo perché sono realtà ancora un po' lontane e quindi bisogna costruirlo questo percorso. Ecco, che il limite è il fatto che siano realtà lontane sostanzialmente, anche diverse come modi di... Sono realtà lontane per due motivi in questo momento, vicine e lontane per due motivi, proprio per la struttura economica delle due province, nel senso che Padova sia terziarizzata ma ancora moltissimo manifatturiero, Venezia la terziarizzazione con il turismo l'ha subita quasi interamente. Quindi ci sono delle politiche locali ancora diverse che però non sono escludenti, possono diventare includenti ma con un percorso un po' più lungo che quello che si è avuto tra Venezia e Rovigo. Benissimo, a questo proposito ormai ci siamo avvicinati all'altra tematica interessante, parliamo di città metropolitana. Pochi secondi di pubblicità e poi arriviamo.